tempo fuori, è veramente bello vedervi in questa ora dove staremo insieme e cercheremo di parlare di aziende, di come si conducono, di come si gestiscono le aziende oggi e prospetticamente, perché questo è un libro e comincio già ad introdurlo, un libro scritto da Sergio Novello, che abbiamo qui con noi, che guarda al presente ma che guarda, dicevo, molto al futuro. E quindi sarà un percorso che poi andremo a intersecare insieme a Anna Gionfriddo. Anna Gionfriddo è l'amministratore delegato di Manpower, è donna che da sempre si occupa di personale. Manpower non ha bisogno di presentazioni, è una delle più grandi multinazionali nel mondo delle risorse umane, quindi cercheremo di fare questo percorso dove partiremo certamente da quello che ha scritto Sergio, che è amministratore delegato di Sonepar. Sonepar è un'altra grande multinazionale di origine francese, lui dirige la country italiana, che mi diceva essere la quarta country mondiale, quindi con un ruolo estremamente importante. Questo libro allora, pesa per due ordini di motivi, perché il peso non è solo determinato dai chili, dai grammi, ma anche dai contenuti. È un po' come il tempo che si misura sui minuti, sui secondi, ma soprattutto sulla durata. È un libro, io credo, molto importante per tre ordini di motivi. Il primo perché è un libro che si occupa della gestione dell'azienda con una visione prospettica, tant'è che il sottotitolo Gestione persone nell'era digitale. È un libro che vale per tutti, cioè, lo si commentava prima, non è un libro per chi ha aziende come le loro, con più di 1000 dipendenti, 1 miliardo di fatturato. No, questo è un libro, e lo capiremo perché, che ha un grande valore per tutti coloro che oggi fanno impresa. Dalla grandissima, ma anzi, oserei dire, soprattutto per la piccola e media realtà, e quindi per la realtà che noi conosciamo bene, quale essere il Veneto, il Padovano, il Campo San Pierese e via dicendo. Dicevo quindi, è un libro importante perché dà la possibilità a chi lo affronta di comprendere come fare correttamente oggi una gestione della propria azienda e come impostarla per surfare le diverse onde che di fronte a noi si stanno proponendo. Siamo in una situazione ormai negli ultimi 10 anni, 15 anni, forse più, di grande incertezza. Forse questa è la caratteristica. Ogni anno pensiamo di averle viste tutte e invece di fronte a noi abbiamo situazioni che si stanno complicando. Inutile dire quello che si sta rappresentando in questi giorni, in questi minuti. Ogni giorno scopriamo e facciamo riflessioni all'interno delle nostre aziende per capire come affrontare il domani. Ma per affrontare il domani, ed è questa la seconda caratteristica, devi avere ben chiare le basi. È come quando si costruisce una casa, se non hai le fondamenta non vai da nessuna parte. La prima tempesta, la prima bufera te la porta via. Ecco, questo è un testo che definisce le basi, ribadisco, per qualsiasi tipo di azienda. Il terzo elemento credo sia la comprensione, la facilità. Sergio si fa accompagnare da una figura, Cesare, all'interno di questo libro, che apre con una rappresentazione concreta di una giornata, di alcuni problemi che deve affrontare da manager qual è, e poi c'è il passaggio invece teorico, perché questo è un libro che parte molto, e arrivo al terzo punto, dalla teoria. Si vede che Sergio ha studiato, ma è un libro che
ha la fortuna di essere molto concreto, molto pragmatico. Normalmente i libri, la saggistica in Italia, da chi è fatta? È fatta soprattutto dai consulenti. Uno, perché gli amministratori delegati hanno poca voglia, secondo me, di scrivere, questo è un peccato. Due, perché magari hanno poco tempo, e questo ti chiederò quanti weekend hai speso per fare questo testo, e poi perché oggi molti testi di saggistica sono funzionali all'attività consulenziale per presentarsi. Qui Sergio non deve vendere nulla e forse questa è ancor più la bontà di questo testo. Ha un mestiere, ha già una professione, no? E quindi ha la fortuna di poterle dire come la pensa e come realmente vede prospetticamente questo tipo di mondo. Ecco, quindi dicevo, questi tre aspetti secondo me estremamente importanti e non devono far preoccupare il lettore di fronte al fatto di trovarsi una roba che ha, dicevo, un peso. No, perché c'è una facilità di scrittura sua, e questo è un pregio, ma quindi soprattutto una facilità di lettura. Direi anche, questo quasi è un'eresia per un libro, soprattutto per la saggistica, in questo caso, siccome lui identifica 6 pillar, 6 pilastri, che poi adesso magari entreremo ad affrontarli, per certi aspetti c'è la capacità di saltabeccare da una parte all'altra. Cioè c'è un filo logico nel libro, ma c'è la capacità anche di poter andare in fondo e poi ritornare all'inizio, perché non si perde nulla, si può anzi guadagnarci se uno ha poca voglia di affrontare un capitolo perché non è preso da quello, perché non ha la sensibilità, può affrontarne un altro e quindi non perde nulla nella lettura di questo testo. La prima domanda che ti faccio, Sergio, è: perché questo libro? Qual è stata la spinta che ti ha portato a scrivere un testo così completo? Lo dicevo 2 secondi fa, secondo me, e qui vedo l'editore, credo che questo possa essere benissimo un libro accompagnato, venduto, con un giornale, un Sole 24 Ore, per una grande, grande diffusione, proprio per la sua capacità di entrare in modo capillare in realtà molto differenziate. Beh, intanto grazie, io quasi quasi mi alzo e vado via perché potrei rovinare tutto, no? Con qualsiasi cosa. Allora, dove è nata l'idea? Io è da tanti anni che insegno al QO ad Altavilla Vicentina e io quando ero più giovane mi occupavo di marketing, quindi ancora più di 20 anni fa ho cominciato a insegnare al QOA e in particolare diciamo all'interno del modulo di marketing, il piano di marketing. Allora, il marketing, per come lo conosciamo noi, nasce negli Stati Uniti, il Kotler, no? Quindi tutta questa codifica anglosassone. Chi sono i miei studenti? Il QO, diciamo, è frequentato da tanti ingegneri, spesso lavorano nel B2B, hanno magari 30, 35, 40 anni. L'introduzione che il professor Vinelli, nostro comune amico, nonché direttore scientifico del QOA, fa sempre è: mi raccomando, non è proprio fuffa, non è fuffa. E dico: Andrea, così mi metti in difficoltà, adesso sta a me dimostrare che non è fuffa. E quindi cosa faccio? Io parlo del mondo anglosassone, però cerco sempre poi di fare riferimenti locali e anche la mia carriera. Io ho lavorato in DeLonghi, ho lavorato a Iacuzzi, ho lavorato alla Carre Toshiba, ho lavorato alla BFT e adesso lavoro alla Sonepar, no? E quindi faccio Come mai hai dimenticato DeLonghi? DeLonghi, forse l'ho data per scontata, ma DeLonghi, la mia fidanzatina del liceo è stata la DeLonghi, no? Quindi tantissimo io prendo da lì, anche di storie recenti della DeLonghi, no? Io sono uscito da tanti anni, sono da 20 anni che sono uscito dalla DeLonghi, però è il riferimento per tantissime cose, no? E cos'è il feedback che ho? Sergio, è bello che tu prendi il modello anglosassone e lo traduci in qualcosa che anche noi, ingegneri di Ciccio Bariccio SRL, che facciamo la piega della lamiera, riusciamo a capire e contestualizzare.
Beh, io adesso non faccio più marketing da tanti anni, mi onoro di avere dei collaboratori molto bravi a fare marketing, mi è rimasta come passione, però a un certo punto ho l'idea di dire, va bene, ma io perché non prendo parte della mia esperienza e provo, quindi parlando del terzo livello, no, della corporate governance, che è quello della gestione, c'è l'azionariato, c'è il consiglio di amministrazione e dopodiché c'è il management che deve portare ad esecuzione una strategia. Perché non provare a codificare in qualche modo un modello anglosassone, quindi sostenuto dalla letteratura, sostenuto dall'evidenza, sostenuto dalla scuola, dalla storia, però a tradurlo, e il veicolo è questo Cesare Amedeo Bertossi, che è l'amministratore delegato di questa piccola multinazionale, anch'essa fittizia, e quindi prendere questo modello e codificarlo tramite 6 pilastri e 22 elementi che lo compongono in una ricetta, un ricettario, forse più che una ricetta, che possa essere utilizzata a livello locale, in modo tale che i miei studenti possano prendere questo libro e dire bella questa cosa, se il mio studente è un imprenditore può chiedersi quale di questi 22 elementi possono essere più adatti alla sua impresa, se qualcuno invece è un dipendente di questo imprenditore può aiutare il suo imprenditore a capire quali possono essere le ricette all'interno del ricettario, gli elementi che possono aiutare l'impresa ad evolversi. Perché, Sergio, però è importante conoscere tutti i 6 e magari andiamo a vederli Ma allora diciamo così. e poi farne un'applicazione diversa in funzione di quelle che sono le necessità Sì. aziendali, secondo te? Allora, diciamo così, io credo, la cosa più importante è questa, no? Io sono sposato con un'imprenditrice che viene da famiglia di imprenditori, ho i miei 2 figli che lavorano nell'azienda, per cui ogni sera c'è il consiglio di amministrazione sui vasi di espansione e il futuro dei vasi di espansione dell'economia mondiale, no? Quindi io ho questo osservatorio privilegiato, io di essere un manager, non riuscirei mai a fare l'imprenditore, però di poter vedere una famiglia di imprenditori come, insomma, penso a mia suocera, penso ai cognati, no? Ecco, quindi questa saga che ormai da 40 rotti anni mi perseguita. Ecco, una cosa importante è l'imprenditore deve scegliere che tipo di imprenditore essere, no? All'interno del libro io ho proposto 5 archetipi diversi che vanno con la maturità dell'azienda, con la maturità e la volontà dell'imprenditore di essere un pochino più accentratore, magari un pochino meno presente in azienda, essere più azionista, nell'essere la prima generazione piuttosto che la quarta. Quando si parla di imprenditore, si parla di un mondo, c'è chi ha fatto la sua azienda, c'è chi è di quarta generazione. Nel libro io ho 10 interviste, ho intervistato degli imprenditori che hanno aperto la loro azienda e che fanno manifattura, degli imprenditori che hanno aperto la loro azienda e lavorano nei servizi, ma c'è anche un imprenditore di quarta generazione che nulla ha a che fare e che non ha mai aperto niente in vita sua, ma ha ereditato e sta portando a livelli di tutt'altro spessore l'azienda che arriva dal bisnonno addirittura, no? La cosa più importante è prendere contezza, prendere consapevolezza e poi decidere. Tu non devi prenderli tutti e 22 gli elementi, tu devi prendere quegli elementi che in qualche modo aiutano te, imprenditore, a vivere meglio la tua imprenditorialità e a far sì che questa tua creatura non sia solo riflesso della tua luce, ma che possa riflettere di luce propria. In questo però è anche importante il ruolo del manager, che deve in qualche modo capire l'imprenditore, aiutarlo laddove è necessario, l'imprenditore ti assume per avere un aiuto, non c'è mica niente di male in questo. Capirlo, aiutarlo, farsi aiutare ovviamente e insieme costruire quello che può essere il percorso evolutivo della propria azienda. Allora, per come l'hai introdotto tu, è vero, è quasi un manuale, c'è un autoquestionario, no? Un questionario diciamo, di autovalutazione, uno se lo legge e in qualche modo va a capire se tu sei un imprenditore del sole, se sei un principe illuminato, se sei un presidente, se sei un primo ministro. Quando tu entri in un'azienda e ti dicono adesso viene il titolare, quello ti dice subito che tipo di azienda è. Quando entri in un'azienda e ti dicono il presidente impegnato arriva fra 10 minuti, quello ti dà un altro aspetto. Allora non sono solo cose formali, sono cose che in qualche modo vanno a esprimere un percorso che l'imprenditore e la sua azienda fanno. Quanto più è consapevole questo percorso, credo, tanto migliore è l'allineamento tra l'imprenditore e le sue maestranze, i suoi collaboratori e quindi credo anche maggiore gratificazione viene da questo lavorare insieme. Sì, da questo punto di vista ritorno agli elementi base, gli Sì. ingredienti, Sì. i 22 che tu Sì. identifichi. Ecco, per quale motivo secondo te oggi
sono importanti, cioè ogni azienda vive un momento storico, Sì. Ogni azienda ha una sua cultura, quella che citavi adesso, no? Ogni azienda ha una sua fase particolare, perché però in realtà ogni elemento è importante da inserire in quel contesto che quell'azienda sta vivendo. Allora, intanto diciamo quali sono i 6 elementi. Allora, io ho battezzato questi qui. Il primo è la struttura organizzativa. Sembra banale, ma non è sempre chiaro. Quando tu vedi una struttura organizzativa dove hai uno scatolone con scritto addetto marketing e ci sono 6 figure dentro, queste 6 figure cosa fanno? E quando dicono no, ma così sono intercambiabili, siamo più flessibili, ho capito, ma e loro come si sentono? E che tipo di aspettative di crescita possono pensare di avere? E che tipo di ingaggio possono avere? E quando tu le vai a valutare, come le valuti? E quando ti chiedono 1000 lire di incremento, in base a che cosa gli dai? Se non sai neanche esattamente cosa fanno. Quindi il concetto della struttura organizzativa è il concetto fondante per cui c'è la chiarezza dei ruoli e la chiarezza delle aspettative reciproche. Il secondo è la governance, queste persone, queste caselle come parlano fra di loro. Allora, le aziende più grandi, più strutturate, non hanno solo il CDA, ma hanno il comitato di direzione, poi hanno i comitati trasversali, il comitato di funzione. Ecco, ma nelle aziende più piccoline, se c'è solo l'imprenditore che decide tutto lui, come fanno le risorse a crescere? Quali sono i meccanismi per cui persone di funzioni diverse si parlano, si capiscono, Cioè tu dici in realtà che quindi tutti hanno gli stessi bisogni. Tutti hanno gli stessi bisogni, perché se tu fai parte di una comunità hai bisogno di dare un tuo contributo, il tuo contributo sarà diverso del contributo del collega, ma se tu non capisci il contributo del collega, il collega non capisce il contributo tuo, dov'è la comunità? E le aziende possono vincere, possono lavorare, solo se sono delle comunità che esprimono la potenzialità del singolo, no? Ecco, il terzo sono i comportamenti attesi e quindi il sistema valoriale dell'impresa. Ecco, qui io mi soffermo un attimo. Quando c'è un imprenditore forte, penso a Giuseppe De Longhi, la De Longhi era l'emanazione di Giuseppe, adesso è diventata un'azienda molto più grande, no? Là dove c'è un imprenditore, piaccia o meno, la cultura di impresa si forma molto velocemente. L'imprenditore è particolarmente orientato all'innovazione, tutta l'azienda pensa all'innovazione. L'imprenditore è un commerciante di quelli spinti, tutta l'impresa è commerciante. È un fine designer, tutta l'azienda. Poi cosa succede? Le aziende diventano grandi, non c'è più un imprenditore così presente e allora ti inventi il purpose. No? Perché? Perché le aziende hanno bisogno, le persone hanno bisogno di sentire che c'è qualcosa oltre il fatto di venire a lavorare per produrre reddito, no? E allora, se vuoi, no? Adesso lo banalizzo un pochino, ma il fatto di prendere questo grandissimo valore imprenditoriale, che è la cultura d'impresa che l'imprenditore ha perché è dentro di sé, e fare di arte una scienza. Per cui le aziende si dotano di questo, cos'è la missione, no? Cosa sono i valori di impresa, quali sono i comportamenti attesi, no? Qual è il purpose, il motivo per cui siamo qui, oltre a produrre reddito. E le grandi aziende hanno bisogno di farlo, qualche volta sembra che lo facciano in maniera leziosa, ma è perché è così che mantengono la loro identità. E quando riescono a trovare un purpose vero, che risponde all'intimo dei propri dipendenti, il purpose diventa un elemento di fortissima aggregazione. Ecco, questo è solo per dire che non è che l'imprenditore... Allora, qual è il purpose di Sonepar? Power in Progress for Future Generations, ok, in inglese, no? Quindi accelerare il progresso per le future generazioni. Noi siamo un'azienda... Concretamente? Siamo un'azienda che ha 630 azionisti, età media 37 anni, ok? Loro danno per scontato che noi produciamo l'EBIT. Loro dicono, bene, per il mondo voi cosa fate? Loro sono fortissimi su alcune cose, la parte sociale è molto importante, per cui per esempio loro l'anno scorso hanno battezzato un programma per cui tutti i 44.000 dipendenti dell'azienda hanno diritto a ricevere l'equivalente di 9 azioni dal valore di 160 euro l'uno come azione gratuita. Allora, sono circa 2.000 euro all'anno, 2.000 euro all'anno che ti arrivano sotto forma di azioni gratuite perché tu sei dipendente della Sonepar, moltiplicato 44.000 dipendenti è tanta roba. Allora loro dicono, se noi dobbiamo dare un contributo sociale, invece di darlo in giro per il mondo a associazioni caritatevoli che hanno ottimi scopi, noi lo diamo ai nostri collaboratori. Sulla parte ambientale loro sono fortissimi, non solo la parte per fare il business, no? Sonepar distribuisce molto materiale evidentemente elettrico e quindi anche sulla parte di energie rinnovabili, ma l'attenzione all'ambiente. Io ricordo un discorso surreale quando loro dicevano che voi dovete ridurre il numero di spedizioni. Insomma, io fatturo di meno se riduco il numero di spedizioni. No, tu non hai capito, fatturo uguali. Ma devi essere più bravo, più efficiente nel gestire la tua flotta e mandare via i camion sempre pieni, no? Abbiamo fatto degli investimenti, per esempio, sull'automazione dei nostri magazzini. E una delle cose era come si chiama, la
insomma, quello che fa le scatole. No, tu cosa fai? Mandi via un telecomando grande così in una scatola grande. Ti consuma di più, butti via un sacco di... Potreste insegnare qualcosa a Amazon allora? No, io credo che Amazon potrebbe insegnare molto a noi. Ma con tutti i pacchettini che girano, non lo so. Però vedi, la cosa bella è, noi abbiamo 2 di loro che sono nel consiglio di amministrazione, i quali sonnecchiano bene nel consiglio di amministrazione, ma quando tu parli di queste cose, loro si svegliano, perché per loro questo è importante. Loro in realtà tra aziende sono la 6ª generazione, ok? E loro dicono, bene, il nostro ruolo non è quello di mettere in discussione come voi vendete le prese e le spine. Quello che noi mettiamo in discussione è come potete vendere in maniera più rispettosa dell'ambiente, più rispettosa delle persone che ci sono. Poi sappiamo, parlavamo prima, no? Quanto importante è sempre di più il ruolo delle persone, delle competenze. Ecco, come potete farlo in maniera diversa e più rispettosa dell'ambiente in cui siamo. Gli ultimi 3 quali sono? Sì, scusami, mi sono dilungato, ma è un argomento interessante. Poi ci sono i processi, i progetti di trasformazione e la sostenibilità del tempo. Allora, tutti hanno processi aziendali più o meno articolati. Ecco, attenzione, facciamo sempre più fatica a avere persone. Parlavamo prima, il tema delle risorse scarse è sempre meno quello del capitale, sempre più quello delle persone preparate. Non puoi contare sulla generosità del singolo, devi avere dei processi che funzionino. Se poi il singolo è generoso, fantastico, ma tu non puoi tenere in piedi l'organizzazione perché qualcuno che lavora sabato, domenica, lunedì sera. Devi avere un'organizzazione che funzioni bene perché ha dei processi che funzionino bene. Siamo in un mondo, no, è il sottotitolo del libro, sempre più digitale. Non ci sono aziende che possono rimanerne fuori. Anche se tu fai vasi di espansione, ti devi chiedere, vabbè, la digitalizzazione per me che cos'è? Magari sarà meno impattante di un rivenditore, ma è sicuramente importante a tutti i livelli. Cambiare i propri paradigmi, affacciarsi a un mondo che diventa sempre più cangiante in tempi rapidi, vuol dire anche saper gestire dei progetti di trasformazione che non possono essere gestiti come dei processi. L'errore che si fa spesso è di pensare, no, che il cosiddetto performance engine, cioè la macchina che produce il reddito, sia anche in grado di generare innovazione. È molto molto difficile. La gestione dell'innovazione... Fermati qua allora, perché vado da Anna. Noi abbiamo la fortuna di avere qua Anna che ha, attraverso l'azienda, la possibilità di vedere i settori più diversi che sono presenti in Italia, ma poi facendo riferimento chiaramente alle vostre altre country in giro per il mondo. Quindi un panorama straordinario, quindi una sintesi che tu possa fare estremamente interessante per tutti noi. Adesso Sergio introduceva il tema dell'innovazione, il tema della trasformazione, del change management, quello che si chiama, o del cambiamento, molto più banalmente. Ecco, a che punto siamo? Tu che hai questa visione completa, da una parte di un'azienda molto strutturata come la tua, e poi, siccome tu offri servizi a quante aziende in Italia? Boh. Ma ogni giorno sono più di 8.000. Quindi un panorama, ribadisco, straordinario. Ecco, che visione hai di questo tema? È un tema compreso? È un tema, prima Sergio citava, dove si è consapevoli della necessità di investire, di intervenire? È un tema invece di cui, ad esempio, l'intelligenza artificiale, se ne parla molto, se ne fa poco. A che punto siamo? Ma allora, parto, intanto buon pomeriggio a tutti e grazie assolutamente per questa opportunità che mi ha permesso di tornare nel nord-est e quindi nella terra da cui anch'io assolutamente provengo e in cui sono cresciuta, e quindi veramente è sempre bello per me tornare qui e riassaporare, rientrare in quelle che sono anche i tratti distintivi di questo territorio e che leggendo questo libro ho veramente ripreso e riassaporato. Allora, per esempio, per rispondere alla tua domanda, Luca, parto anche da quello che stiamo vivendo come azienda. La nostra azienda, il nostro gruppo Manpower in Italia oggi è in piena trasformazione. Noi abbiamo un programma di trasformazione importante, un piano triennale di trasformazione di processi e di tecnologia aziendale. E ti assicuro che leggere questo libro mi ha aiutato perché mi ha aiutato a rimettere anche ordine a tutto quello che è l'impostazione dei processi che sottendono questo piano di trasformazione importante che ho in azienda. Quindi, se posso permettermi un commento rispetto a questo libro,
sicuramente è un libro che può aiutare l'imprenditore, però è un libro che può aiutare moltissimo anche i manager, perché io ho ritrovato dei contenuti che sento abbastanza vicini, perché ho sempre lavorato in realtà multinazionali, ancora oggi lavoro in una multinazionale americana, per cui questo modello anglosassone lo ritrovo, lo rivivo quotidianamente. Ma ho avuto l'opportunità di ripassare anche, veramente di rimettere anche ordine ai pensieri e alla mia quotidianità. Quindi è un libro che sicuramente può aiutare gli imprenditori, ma può aiutare anche noi manager che quotidianamente ci troviamo ad affrontare questi momenti di cambiamento. Mi sembra una battuta Ma no. velocissima, e soprattutto i giovani manager che iniziano. I giovani manager assolutamente che iniziano e che hanno un atteggiamento, un approccio diverso, per esempio da quelli della mia generazione o delle generazioni magari dei boomers, la Gen X che è la mia generazione. Sicuramente si ritrovano in questo libro anche i giovani, per esempio della Gen Z, che oggi forse non sono ancora i manager a tutto tondo al 100%, ma lo saranno fra 2 o 3 anni. Per rispondere però alla tua domanda, Luca, allora il tema oggi della trasformazione, per esempio il tema dell'impatto dell'intelligenza artificiale, faccio un esempio molto concreto e molto pratico. Questo libro ci rimanda molto a tutte le tematiche legate all'impatto della digitalizzazione, e digitalizzazione oggi in tanti casi può voler dire anche utilizzo dell'intelligenza artificiale. Allora la nostra azienda è un'azienda che lavora molto di indagine, di ricerche, e riprendo gli ultimi dati che la nostra azienda ha appunto condiviso con una ricerca svolta sull'impatto dell'intelligenza artificiale a livello mondiale, che ci dice che il 50% delle aziende oggi a livello mondiale, quindi poi bisognerebbe entrare nella dinamica di diversi continenti e poi dei diversi paesi e poi anche a livello di regione o anche di città, ci dice che il 50% delle grosse aziende già sta utilizzando l'intelligenza artificiale e il 30% nei prossimi 3 anni ha già pianificato, come noi del resto. Quando io vi parlavo di questo piano di trasformazione triennale, nel mio piano di trasformazione digitale e tecnologica triennale c'è anche un forte investimento sull'intelligenza artificiale. Quindi questo 30% di aziende che ha già in programma di investire sull'intelligenza artificiale. Vuol dire che fra 3-4 anni l'80% delle aziende sarà nel pieno dell'utilizzo, per esempio, dell'intelligenza artificiale nei loro processi produttivi, industriali, nei loro processi aziendali. Ora, le aziende ci dicono questo. Quello che noi guardiamo dall'altra parte è come il dipendente, come l'attuale lavoratore o il futuro lavoratore legge e interpreta l'impatto sull'intelligenza artificiale. E qui, per esempio, vediamo un profondo gap, perché l'80% dei datori di lavoro dice sì, la utilizzo già, la utilizzerò. Il dipendente invece dice sono abbastanza scettico sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, la uso ma non la comprendo bene, e quindi c'è un tema oggi di non comprensione, per esempio, di questo strumento, di questo forte cambiamento. Quindi una non conoscenza. Poi ci sono sicuramente queste generazioni, la Gen Z, molto più aperti all'utilizzo e alla conoscenza, e poi c'è molta resistenza. Quindi vediamo già 2 punti di vista profondamente diversi. Nella vostra azienda come la state utilizzando, ad esempio? Allora, fa parte ormai, allora, per esempio nella nostra azienda è nei processi di recruiting ormai è insita già da 4 o 5 anni. Cosa vuol dire concretamente? Io vengo alla vostra agenzia e dove interviene? Per esempio gli annunci di lavoro. Banalmente noi 2/3 della popolazione della nostra azienda, noi abbiamo più di 2000 dipendenti in Italia, 2/3 sono recruiter, quindi quotidianamente incontrano candidati, lavoratori, persone che vogliono cambiare lavoro o che cercano di aumentare le proprie competenze per rimanere appunto attuali nel mondo del lavoro, e quindi noi abbiamo 2/3 del personale che sono recruiter. L'intelligenza artificiale ormai è inserita nell'attività, per esempio, di pubblicazione degli annunci. Noi usiamo Gli annunci vengono fatti dall'intelligenza? Automaticamente da un chatbot che automaticamente pubblica in modo tale da pubblicare con lo stile corretto della nostra azienda, perché siamo un'azienda americana, per cui anche il come si fanno le cose ha una variabile veramente importante, e poi anche
evitiamo errori che l'essere umano magari sbaglia anche banalmente a scrivere una parola, sbaglia il genere, che oggi è un tema estremamente importante, quindi ci ha aiutato a ridurre queste attività. Ma perché lo cito questo? Perché l'intelligenza artificiale, per esempio, per noi come aziende, per me come manager e come CEO dell'azienda, mi ha aiutato molto a definire bene i processi della nostra azienda, per cui identificare le attività in maniera ancora più specifica e intervenire in maniera più puntuale su alcune parti, su alcune fasi del processo di reclutamento dove io decido di inserire lo strumento di intelligenza artificiale e dove allora sì posso veramente misurare l'impatto in termini di produttività e di efficacia di questo tipo di investimento. E come riuscite, le vostre recruiter, le vostre persone che vanno poi in selezione, a farle comprendere questo lavoro che fa l'intelligenza artificiale? Allora c'è un tema importante di conoscenza e quindi di formazione oggi, che veramente nel nostro settore, nella nostra azienda, ma anche in generale nel nostro settore è veramente quotidiano. Tanto di quel gap che citavo prima arriva dalla non conoscenza, la non comprensione, la non formazione oggi, quindi la responsabilità di un manager, di un imprenditore, di un datore di lavoro, nel mettere i propri dipendenti nelle condizioni di conoscere, di capire, di comprendere perché uso questo strumento, che impatto può avere, che beneficio può dare questo strumento. Se vogliamo veramente che questo strumento, che è fondamentale oggi per rimanere competitivi nel nostro settore, ma in generale in tanti settori, va veramente spiegato bene. Le persone vanno formate e quando alle persone si spiega il perché e il beneficio, per esempio in termini di produttività, dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, anche l'adoption, quindi l'utilizzo di questo strumento, veramente può crescere. Nel nostro caso ci ha aiutato, per esempio, a confermare delle giornate di smart working. Perché? Perché andando nella definizione bene dei processi puntuali siamo arrivati a dire benissimo. Quindi voi non siete ritornati indietro come molte aziende americane stanno facendo? Noi non siamo tornati indietro e non torneremo indietro. Questa è una dichiarazione ufficiale? Ma no, guarda, qui vedo dei miei colleghi assolutamente che saluto, lo sanno benissimo. Io su questo sono sempre molto, molto trasparente, molto, molto chiara, fa parte di uno dei nostri assolutamente valori che Sergio richiama come base fondamentale oggi nella gestione di un'azienda. Noi non torneremo indietro assolutamente, noi oggi l'abbiamo regolamentata, ma non torneremo assolutamente indietro. Il bilanciamento com'è? Il bilanciamento non è facile, ma non è facile perché all'interno della nostra azienda convivono 5 generazioni diverse. Beh, ad esempio, in quanti giorni di smart, remote working fate mediamente? Ma allora, nel mondo delle nostre filiali, quindi nel mondo del nostro territorio, facciamo un giorno di smart e 4 in presenza. Nella struttura centrale, quindi nei dipartimenti centrali, facciamo 2 giorni di smart e 3 no. Io, ahimè, questo è uno di quegli argomenti, è come sentir parlare dell'Inter, no? Cioè che proprio mi fa male al cuore. È la no? prima cosa che ti ho detto quando ti ho salutato. Cioè, siete là in alto. L'Inter, lo smart working mi devastano proprio. Noi abbiamo questa, lo dico proprio soffrendo, ecco, abbiamo questa politica per cui abbiamo 2 giorni per tutti. Chi sta a più di 35 km di distanza dalla sede può fare altri 2 giorni al mese, quindi un giorno a settimana, di fatto chi sta più di... Teniamo conto una cosa, no? Noi abbiamo dei punti vendita, il banconista al punto vendita non può fare smart working, il magazziniere non può fare smart working, no? Allora c'è anche un tema, io credo, cioè perché se io faccio responsabile il TCE, si chiama da noi il TCE, scusa, tecnico commerciale interno, quindi quello che risponde al telefono, fa le quotazioni, le manda via, lui può lavorare da casa, il suo collega che sta a 2 metri di distanza sta a banco o no. Quindi sono tante considerazioni, no? Prima tu dicevi abbiamo dovuto regolamentarla bene, ecco, penso che sia fondamentale questa cosa qui, no? Lo smart working non è un premio che ti do a te perché sei più bravo, quindi stai un giorno a casa, no? Quindi lavori di meno, deve essere regolamentata in maniera molto chiara. Quello su cui noi sbagliamo, io credo, sono 2 cose. La prima, che non è solo chi fa smart working, ma il capo di chi fa smart working che deve sapere come gestire lo smart working, ok? E non tutti noi siamo preparati perché noi veniamo dal millennio scorso. Punto 2. Questione di leadership, quindi. Sì, è una questione di leadership, è una questione di organizzazione, no? Ma dopo cosa succede? Si fa presto a essere approssimativi. Per esempio io nel libro, ahimè, ho dovuto affrontare il tema, no?
Allora, per esempio, nel famoso face-to-face mensile che tu devi avere con i tuoi collaboratori, non è che tu lo fai perché sei il capo e quindi vuoi vessare il tuo collaboratore. Il tuo collaboratore ha diritto che il capo trovi un'ora al mese per ascoltare me senza rispondere al telefono, senza... Come fai a farlo sempre a distanza? Io devo venire a raccontare che ho un problema di qualche natura. Come faccio a farlo a distanza? Con dietro lo sfondo della spiaggia o uno sfondo falso, no? Allora ci sono alcune cose che devi fare in presenza, ci sono altre cose, allineamenti su progetti, magari da team multifunzionali che stanno in regioni, in paesi diversi, in cui sono già nativamente fatti a distanza e la tecnologia aiuta a farli meglio. Dirò di più, è anche inclusivo l'utilizzo della tecnologia, no? Se io ho uno molto bravo che sta a Bolzano e un altro molto bravo che sta a Ragusa, cosa faccio? Devo decidere chi dei due far partecipare. Bene, mediante un utilizzo misto della tecnologia io posso cercare di pensare di avere quello di Ragusa e quello di Bolzano all'interno di... Ma io come manager devo saperlo utilizzare, no? Devo saperlo utilizzare bene in modo tale che io ho anche le aspettative corrette e quindi anche chi mi lavora a distanza in realtà fa parte della comunità. Ecco, questo credo che sia molto importante. Si tornerà indietro. Io non credo, no? Nel senso penso che si vada avanti. Quello che io temo un po' è questo, che se non si ha un livello anche di maturità reciproca, e attenzione che la fiducia non è un assegno in bianco, la fiducia come il fatturato si costruisce ogni giorno da una parte e anche dall'altra, quello che potrebbe succedere è che di fronte a scenari economici un pochino più invasivi, un pochino più recessivi, un pochino più sfidanti, ci sia la voglia di tornare indietro. Perché? Perché la sensazione è che se tu hai le persone dall'altra parte della scrivania la controlli meglio, il che non è ovviamente vero, però è umano, perché, ribadisco, siamo cresciuti con quel modello. Se invece noi maturiamo bene la capacità della gestione anche a distanza, poi fa parte della nostra cultura, fa parte del DNA e va avanti tranquillamente. Anna, oggi è l'8 marzo, quindi non possiamo non affrontare questo tema, ma è un tema invece cruciale da qui ai prossimi anni, tenuto conto di quelle che sono le dinamiche demografiche. Noi sappiamo che avremo, anzi abbiamo già una scarsità di personale drammatica, tant'è che c'è un paradosso, la manifattura è da 24 mesi in difficoltà, lo dice l'Istat. Il tasso di occupazione non è mai stato così alto come quest'anno, come in questi mesi, da credo 30 anni. Quindi un paradosso. Ecco, tu che offri servizi alle aziende e abbiamo un gap nell'occupazione maschile e femminile ancora in Italia troppo grande. Oggi su alcuni giornali c'erano alcune statistiche, ad esempio nel Veneto gli uomini sono occupati per il 77%, le donne sono occupate per il 63%. Ecco, quindi lì c'è anche un bacino di persone che possono nei prossimi anni essere inserite all'interno del contesto lavorativo. Come vedi, cosa state facendo? Ci sono delle esperienze particolarmente interessanti che tu conosci? Ma allora, intanto è importante dire che il Veneto sicuramente diciamo, ha dei numeri migliori rispetto alla media nazionale, perché comunque questo 63% di occupazione femminile è migliore rispetto al 55% della media nazionale. L'Italia rimane tra i paesi fanalino di coda di tutta l'Europa. Leggevamo qualche giorno fa e ce lo commentavamo sul Sole, l'edizione sempre del Veneto, per esempio, che l'Estonia in questo momento ha un tasso di occupazione femminile oltre l'80%, vuol dire che 8 donne su 10 lavorano. Allora, secondo me come sistema paese, come paese abbiamo toccato veramente il punto più basso durante il periodo del Covid, dove io ricordo veramente che nel corso degli ultimi mesi del 2019 più di 200.000 donne hanno perso il lavoro. Perché? Perché erano donne occupate prevalentemente in settori dove l'occupazione femminile è anche agevola in qualche modo anche l'equilibrio tra vita professionale e vita privata. Quindi tutto il mondo, per esempio, legato al settore turistico, al settore alberghiero, al settore della ristorazione, che sono stati settori che immediatamente durante, per esempio, la pandemia hanno chiuso tutte le attività e quindi i contratti si sono chiusi assolutamente.
Quindi bene che questo numero sia tornato velocemente a dei numeri accettabili, e bene che il Veneto sicuramente sia una delle regioni oggi una delle regioni migliori d'Italia. Ricordiamoci che l'Alto Adige sta superando e si sta avvicinando alla percentuale dell'Estonia, e l'Emilia Romagna, con la quale chiacchieravamo prima, ha per esempio anche qui un tasso di occupazione femminile più alto anche del Veneto. Quindi ci sono, senza andare a disturbare l'Estonia, altre regioni italiane che oggi su questo tema stanno facendo meglio. Quindi il suggerimento che mi permetto di dare è: guardiamo che cosa fanno meglio per cercare veramente di aiutare l'occupazione femminile. Perché dobbiamo farlo? Dobbiamo farlo perché abbiamo un tema demografico, siamo il penultimo paese europeo per tasso di natalità, anche la Grecia è prima di noi, quindi insomma facciamoci sicuramente una domanda, e dobbiamo farlo perché oggi abbiamo un talent shortage, quindi un gap tra quelle che sono le richieste delle nostre aziende e la disponibilità di persone che cercano e quindi sono disponibili ad un'occupazione quasi del 75%. E come commentavamo con Sergio prima, questo 75% il nostro paese ci è arrivato in 10 anni. Quindi se guardiamo un pochino avanti, se guardiamo le sfide che le nostre aziende hanno dal punto di vista della tecnologia, della digitalizzazione, di impatti come l'intelligenza artificiale, abbiamo bisogno assolutamente di avere delle persone oggi che abbiano voglia di entrare nel mondo del lavoro, di avere le corrette competenze. Le donne possono farlo, secondo me, le donne possono farlo, devono avere un po' più di coraggio, sicuramente, commentavamo prima su certi bias, su certi pregiudizi, su certe, secondo me, anche proprio consapevolezze che le donne non hanno, in primis. Dobbiamo però anche metterle in condizione di poterlo fare. Oggi le donne sono le persone le caregiver oggi dei figli, dei genitori anziani, eccetera. Quindi c'è bisogno oggi che gli imprenditori, che i manager siano consapevoli di questo, e che mettano le donne in condizioni di poter tornare, rimanere e restare nel mondo del lavoro. Mi piace ricordare, scusa Luca, che soprattutto le donne, per esempio over 50, che oggi magari sono fuori dal mondo del lavoro per i motivi che ho citato prima, hanno tanta voglia, hanno magari dei figli ormai grandi, hanno voglia di tornare a condividere oggi un progetto professionale. E credo, però, poi magari questa è una domanda che faccio anche a Sergio, leggendo il suo libro, credo oggi ci sia bisogno di questa leadership femminile, forse più oggi di qualche tempo fa. Quindi anche il coraggio, il mettere le condizioni queste donne over 50 nel rientrare nel mondo del lavoro potrebbe essere proprio un tentativo, una prova, un esperimento che un imprenditore del nord-est, dell'Emilia Romagna, di qualsiasi parte d'Italia potrebbe davvero oggi fare. Mi piacerebbe continuare su questo filone, ma abbiamo pochissimo tempo, per esempio chiedendoti e cercando di aprirci la scatola tua personale di come sei riuscita a conciliare tra Milano, Vicenza, la tua famiglia, tua figlia e insomma e tutto il tuo universo, ma non ne abbiamo il tempo. E quindi ti rilancio la domanda in un minuto prima di passare, che così chiediamo al pubblico se ha qualche sollecitazione, qualche domanda, qualche sottolineatura per i nostri due ospiti. Questa questione della leadership femminile, come ti vede coinvolta? Ma allora, se penso alla Sonepar, noi in Italia siamo orgogliosamente, anche qui fanalino di coda, noi non siamo in Grecia, ma se no saremo anche sotto la Grecia, abbiamo circa il 13% di presenza femminile, no, siamo 2.250 come Sonepar Italia, siamo 13% diciamo con quota femminile. Avevamo un obiettivo quest'anno di assumere il 25% di signore, siamo arrivati al 28,5%, quindi l'abbiamo fatto. Ecco, qualche volta bisogna togliersi il prosciutto dagli occhi e aver voglia di fare le cose, quindi sposo in pieno quello che dicevi, qualche volta bisogna aver Forse voglia. degli obiettivi. Sì, no? Infatti quando l'anno scorso appunto stavamo discutendo a livello europeo di quello che doveva essere l'obiettivo,
e il nostro capo europeo voleva il 33 era alto, per una discussione abbiamo corrato il 25, abbiamo fatto 28,5. Allora vuol dire che cosa? Che tu una short list di 3 persone devi sempre avere dentro una donna. Vabbè, qualche volta impieghi una settimana in più, e allora? Poi un'altra cosa che mi permetto di dire, no? Cosa si dice adesso? Hanno messo una donna solo per il gusto di mettere una donna. Quando per decine di anni abbiamo messo un uomo solo perché era un uomo, se anche ogni tanto ci capita una donna che non è esattamente laureata ad Harvard, forse dobbiamo avere anche un po' di benevolenza, prima di criticare dopo 3 microsecondi. È un percorso culturale. È un percorso culturale, per cui io sposo in pieno quello che si diceva, dobbiamo portare più donne a bordo, dopodiché dobbiamo anche creare le condizioni affinché queste donne possano performare. Ecco, noi siamo pieni di praterie di fronte su 170 punti vendita abbiamo 3 responsabili di vendita che sono donne, tutti gli altri sono maschi. È anche altrettanto vero che il nostro installatore, nel 99,9% periodico, è un maschio, i nostri punti vendita sono frequentati da maschi, per cui è effettivamente un ambiente maschile. Però vedi, la diversità porta confronto, la diversità porta arricchimento, la diversità porta apertura mentale, la diversità ti obbliga ad ascoltare punti di vista diversi, e con diversità non è solo donna, ma è tutti i generi di diversità. La nostra azienda è molto attenta a questo, tant'è che il payoff dell'azienda è power by difference, non diversity, difference, in tutte le sue forme. Ed è proprio questo che deve essere il valore, è culturale. L'anno prossimo non sarà il 25, sarà probabilmente il 30, il 32. L'obiettivo è di arrivare al 40% nel giro, e fa parte proprio del Power in Progress for Future Generations. No, Future Generations sono tutte le generazioni, e dove ci sono le persone, non maschi e femmine, ma le persone. All'interno di questo progetto c'è anche il fatto di essere più inclusivi, non solo verso le donne, ma verso tutte le forme di inclusività, e di far sì che nei nostri processi in cui si vanno a cercare collaboratori, si vadano a cercare collaboratori con l'apertura mentale. L'anno scorso noi ogni anno organizziamo il nostro marketing super creativo, l'ha chiamato Accademia, lascia fare l'HR, vedi cosa viene fuori, 30 persone, ragazzotti giovani. L'anno scorso volevamo farlo solo per le donne, volevamo fare un'accademia di 30 ragazze, ok? Non ce l'abbiamo fatta, avevamo una ventina di ragazze, e 10 erano maschi. Ecco, però anche quello, no? Quando abbiamo detto facciamolo solo per le ragazze, non ce la faremo mai, possiamo provarci, e magari il primo anno non ne avremo 30, ne avremo 15, Beh, invece alla fine le abbiamo trovate, e dopodiché ti stupisci che sono anche brave, no? Ma porco cane, quanto dobbiamo ancora maturare, no? Allora, prima di tutto, cerchiamo di essere un po' aperti, cerchiamo anche di non farla più grande di quella che è. Di cosa stiamo parlando? Stiamo cercando di dare a delle persone un'opportunità lavorativa. Fallo con un po' di benevolenza, prova a metterti un pochino in gioco, verrai sorpreso, e il più delle volte sarà piacevolmente. Bene, allora, si apre più che dovuto, doppiamente. Chi rompe il ghiaccio? Eccolo là. Senta, volevo sapere una cosa, non so se è vera, magari lei mi dirà se è un dato reale, che in Italia la seconda generazione non riesce a portare avanti in modo adeguato quello che viene lasciato dai padri o da chi ha l'azienda. Domanda secca, perfetto. Beh, guardi, in realtà io non sono in grado di rispondere dal punto di vista statistico se è vero o no. C'è un detto americano che dice, no, che si va dalla maglietta senza maniche passando per la seconda generazione, arrivando alla terza, intendendo dire che di solito è la terza generazione quella che poi va a rovinare tutto. Per cui io sono cresciuto con questa convinzione che effettivamente sia la terza generazione, non tanto la seconda, che rovina. Se penso alla mia famiglia, mia moglie è succeduta a suo fratello, quindi mia moglie è della seconda generazione e mezzo, dice lei, quindi i miei figli sono della terza generazione e mezzo, quindi un po' di inquietudine lei me la sta mettendo in questo momento, insomma potrei rimanere privo dell'altro sostentamento. Io credo che però il tema che lei sta toccando, no? Cioè come far passare poi la gestione dell'impresa dall'imprenditore che crea la creatura e come la lascia agli eredi, e qual è il coinvolgimento degli eredi, ecco, è un tema
che io non affronto specificatamente perché è un libro che parla agli imprenditori, parla ai manager, parla della gestione d'impresa, quindi non parla specificatamente, diciamo, della vita imprenditoriale, però è uno spunto molto interessante che mi appassiona molto. Io credo che sia molto importante per l'imprenditore pianificare bene e accuratamente i propri passi successivi. Era il sesto pilastro, no? Quella della sostenibilità nel tempo dell'impresa. Le multinazionali cosa fanno? Le multinazionali ti obbligano a fare i piani di successione. Mi crede molto invasivo quando il mio capo ogni anno mi chiede chi voglio mettere al posto mio. Io gli dico, ma hai tanta fretta? E lui, no, ma tu non preoccuparti, chi vorresti al posto tuo? E io ovviamente cosa dico? Non c'è nessuno che potrebbe mai mettere il tuo posto. E lui ride, no, ovviamente, perché lui ne ha in mente 2 o 3, no? Però è così che bisogna fare. Io credo che la cosa importante per un imprenditore è, quando non ha 97 anni, se possibile, pensare alla sua successione, no? Un po' come uno ha le case, ha le proprietà, no? Ecco, pensare un pochino per tempo chi potrebbe essere, come potrebbe essere gestita l'impresa. E ci sono i figli, ma lasciare i figli potrebbe non essere solo l'unica scelta più razionale. Guarda, io ho 2 figli, uno che mi parla di lavoro dalla mattina alla sera che non ne posso più, quell'altro che non mi interessa assolutamente niente. Quando aveva 10 anni mi ha chiesto com'è la storia del salario e i dividendi, perché lui potrebbe anche vivere solo di dividendi. Gli ho detto, ma hai 10 anni figlio mio, almeno prova a cominciare a lavorare qualche giorno, no? Ecco, credo che sia però parte importante dell'imprenditore e dei nostri imprenditori, quando hanno 50 anni, pensare cosa può essere la loro vita a 60, 70 e la vita della loro azienda, perché se lo fai troppo avanti hai paura, ti senti fragile, hai paura che ti portino via i soldi, hai paura di ammalarti, hai paura di non stare bene, per cui ti attacchi a quello che hai. Se lo pianifichi quando sei in salute, quando sei lucido, quando vedi le cose con l'opportuno distacco, allora la pianificazione aziendale diventa un momento non traumatico, ma un momento fisiologico di cambiamento, no? E allora a quel punto puoi organizzare. Tuo figlio può fare presidente, perché deve lavorare come te 18 ore al giorno? Però lo devi pianificare nel tempo, prendendoti il tempo nel momento giusto. Ecco, io più di questo non saprei rispondere. Ma io le aggiungo solo l'esperienza invece alla tua azienda, per esempio quello che io ho visto nella mia azienda, quindi dal punto di vista manageriale, non imprenditoriale, è per esempio l'uscita di manager, per esempio europei a 60 anni, in maniera egregia. Perché l'uscita per esempio di un manager molto, molto preparato, con una grossissima esperienza, che nell'ultimo anno, nell'ultima fase del suo percorso professionale manageriale, che accompagna proprio i nuovi responsabili. Io ho avuto la fortuna per esempio di avere un capo così, che negli ultimi 2 anni, prima della sua pensione, mi ha proprio accompagnato, quindi ha fatto più il coach che il capo. E questo per esempio nella nostra azienda multinazionale americana è un bel modo, secondo me, veramente di passare il testimone, perché nel libro appunto di Sergio Novello, per esempio, ci sono dei casi di CEO, di amministratori delegati veramente raccontati, da cui assolutamente, secondo me, guardarsi e quant'altro. Quindi in realtà c'è un bel modo anche nelle aziende multinazionali di uscire, di lasciare veramente il testimone a qualcun altro. Però se vuole, qui in sala ci sono 2 imprenditori di seconda generazione di successo, e quindi sfattiamo il tema della seconda generazione, di aziende sufficientemente strutturate, quindi secondo me oggi è un po' da sfatare questa cosa, sì. Credo che qualche anno fa forse sì. Una seconda domanda? Centro. Comunque nel libro io ho fatto diverse interviste, sono 10 interviste circa, ci sono imprenditori di prima generazione, di seconda generazione, di quarta generazione, ed è molto interessante sentire proprio anche il contributo diverso che generazioni diverse riescono a dare, no? La loro educazione, come hanno vissuto l'azienda, che aspettative hanno nei confronti dell'azienda, come si pongono loro nei confronti dell'azienda. È un altro essere imprenditori effettivamente. Vai. Buonasera, si è parlato molto di processi e struttura organizzativa, quindi quanto potrebbe essere utile il business process model per affrontare questi 2 argomenti che insomma li coniuga insieme? Vai Saggio. No, allora diciamo così,
Allora, la cosa importante è chiedersi cos'è il processo di routine, fondamentale, e cos'è il progetto di trasformazione, perché il modello a tendere cambierà. Uno lavora moltissimo sull'efficienza, l'altro lavora sul modello a tendere. È indispensabile, è fondamentale. Poi un'azienda deve trovare la sua superficie, deve trovare il suo perimetro, deve trovare la sua modalità, e non esiste una ricetta unica per ognuno. Parlavamo dell'intelligenza artificiale prima, non tutte le aziende, intelligenza artificiale, digitalizzazione, processi di trasformazione, ne hanno bisogno allo stesso modo, settori ed aziende con caratteristiche diverse, sensibilità diverse, mercati diversi hanno bisogni diversi, ma sono dei fondamentali la capacità di ottimizzare i processi secondo un modello, non secondo la pancia, secondo dei modelli, e la capacità di gestire progetti di trasformazione secondo un modello evolutivo, e sono due competenze core che le aziende non possono non avere. Abbiamo solo un minuto. Grazie. Allora, io ho letto il libro del dottor Novello, ma prima di tutto sono un suo ingegnere, chiedo scusa, sono un follower di... Dove? Su che social? Se uno si laurea in LinkedIn. ingegneria, ci sono gli ingegneri, ci sono i dottori, poi ci sono anche gli ingegneri gestionali, e con questo spero di non aver offeso troppe persone. Assolutamente. No, sono un follower di LinkedIn, quindi lo seguo con attenzione. Io ho letto il libro con gli occhi di un indipendente, quindi non con gli occhi di un imprenditore di seconda o terza generazione. E devo dire che il libro è molto stimolante per chi, come dipendente, può come dire, pesare anche determinate scelte manageriali che a volte magari fa fatica anche a capire. Quindi non ho proprio una domanda, ma uno stimolo a poterlo leggere, perché si possono come dire, capire molte scelte manageriali che magari per un dipendente a volte sono poco comprensibili o poco chiare, insomma. Ecco. Beh, tanto grazie infinite. Aggiungo solo una riflessione, no? Parlavamo prima, l'imprenditore deve avere consapevolezza. Qualche volta io mi sento di dire, partendo non solo dalla cena a casa mia, ma insomma in generale, no? Nello studio che ho fatto con questo libro, è importante che l'imprenditore prenda consapevolezza e dica: io sono un re sole, io sono un imperatore, io sono un principe illuminato, io sono un presidente. Decida che cosa vuole essere e in base a quello anche lui faccia un percorso di evoluzione, perché non c'è niente da fare. Come si faceva business negli anni '80, come si fa oggi, il mondo è cambiato, lo vedono tutti. Se non sei cambiato tu come imprenditore, fatti una domanda. Se vuoi davvero che le generazioni future prosperino, devi farti una domanda. Ma è vero anche per noi manager. Noi siamo cresciuti col fatto che noi, tra virgolette, dovevamo far carriera, perché noi eravamo figli di quelli che sono usciti dalla guerra e dovevamo procurarci il cibo per mangiare. Adesso non è più così. Allora è inutile che dobbiamo sospendere il giudizio. La scelta di che tipo di carriera avere, vuoi rimanere un professional, vuoi salire davvero o vuoi avere una vita diversa, fintanto che è fatta con contezza e consapevolezza, anche poi delle conseguenze che ne derivano, ecco, va bene. L'importante è che ci sono, no, nel mio libro io parlo, casi di persone che dicono: a me piace fare il professional perché non ho l'impegno della gestione di altre risorse, ma io divento un vero esperto di un argomento che mi piace tantissimo, e questo mi permette di poter parlare con tanti altri, di far parte di comitati, di sbizzarrirmi su questa tematica. Guadagno un po' meno, ma io sono felice così. Ecco, io penso che dobbiamo due cose: essere consapevoli delle nostre scelte, sapere che dobbiamo imparare, perché l'evoluzione tecnologica è molto più spinta oggi di quanto era mezzo secolo fa. Se noi abbiamo questa consapevolezza, questa serenità di sapere che dobbiamo sempre camminare, mai fermarci, allora sì, avremo una bella vita e ce la godremo bene. Bene, allora siamo in una book week e quindi stiamo parlando di libri, abbiamo parlato di imprese al futuro, ma vi chiederei un consiglio. Che consiglio dareste di un libro che vi ha colpito negli ultimi mesi piuttosto che nella vostra carriera professionale? Anna. Ma ho appena finito di leggere, anzi l'ho letto qualche mese fa, il libro di Indra Nooyi, che è anche citato nel libro di Sergio Novello, che è stata la CEO di PepsiCo fino al 2007, quindi qualche anno fa. È un bellissimo libro perché lei proprio racconta, intanto è un esempio concreto di inclusione, perché è una donna indiana
trasferita negli Stati Uniti, che veramente con tutta la gavetta diventa la CEO di PepsiCo. E poi è un libro bello perché ti fa capire che cos'è il purpose, che cosa veramente lei ha costruito in questa azienda. È un'autobiografia in realtà, però veramente termini il libro e dici wow, lo rileggo. È l'unico sintomo per cui il libro vale la pena di leggere e rileggerlo. Sì, anche a me è piaciuto moltissimo questo libro, e quando leggi questo libro e poi leggi il libro che a questo punto io raccomanderei è proprio per contrasto, che è il libro che ha scritto Jack Welch quando è andato in pensione, no? E allora tu vedi i due, come è cambiata la leadership, no? Negli anni, diciamo, 90-2000, il cowboy, l'uomo bianco, il duro, 10% dei dipendenti ogni anno stanno a casa, General Electric, i risultati sempre giusti, sì, bisogna, no? Ecco, va bene leggerlo, ma perché? Perché già lì comunque ci sono tutti i germi di quelli che hanno portato poi all'inclusione, allo smart working, all'equilibrio famiglia-lavoro, eccetera, eccetera, che anche lui, che era una bestia, però aveva sentito. Quello è un management del millennio scorso. Quello invece di Indra è il management moderno, il manager dell'inclusione, il manager, lei prende sempre in giro suo marito, no? Esattamente come i maschi prendono in giro le femmine, lei prende in giro suo marito. Ed è bellissimo perché lo fa apposta per sottolineare come le persone alla fine sono tutte persone Mi avete uguali. convinto, non l'ho ancora letto, adesso Bellissimo. lo scarico come minimo stasera. Bellissimo. Grazie Anna Gionfriddo e grazie Sergio Novello, Impresa al futuro. E grazie a tutti voi.